Presidente, è scattata la sagra de Bisate qui in questa bellissima location di Aris, intanto la vediamo in versione Mosè Dayan. Cosa è successo prima di tutto? Ma è un piccolo incidente domestico, niente di che, tutto a posto. Allora che conta, insomma, che tutto a posto, insomma, scattate questa edizione 2015, come si dice, bagnate dal Surele rispetto all'anno passato. Voi non vedete, ma io mi sto toccando, perché l'anno scorso abbiamo avuto praticamente tantissima acqua, quindi quest'anno siamo partiti bene. Ecco, dicono che le sagre di chi stanno, insomma, promettono bene. Sì, almeno qua in giro adesso quelle che sono state fatte erano tutte a posto. Ecco, queste novità sono perché che riguarda questi 3 fine settimane di lui che ad Aris. Bon, abbiamo il primo weekend dove c'è il Piaggio Raduno, c'è la gara di Agility Dog e c'è la discesa con le canoe. Il secondo c'è la discesa con il club delle Lontre, che sono i subacquei qua del paese, che discendono il fiume Stella, fanno la pinneggiata, e l'ultimo weekend abbiamo il green volley di 2 giorni praticamente. Ecco, come sempre stesse dando un servizio completo a lui che vengono in qua a mangiare, a bere, a divertirsi. Cerchiamo di accontentare un po' tutti, se ce la facciamo siamo contenti. Ecco, soprattutto devi sottolineare che sta la strada di Vierte. Ecco, l'anno scorso avevamo anche questo problema, che la strada era chiusa. Quest'anno appunto abbiamo la strada aperta, quindi speriamo che arrivi molta gente. La resta che è vendita d'Aris. Vendita d'Aris, che ci godiamo questo ambiente e queste specialità nostre della casa, diciamo. Insomma, 3 fine settimane, tutti vivi. Esatto. La specialità a Veso come sempre in particolare. Ma noi puntiamo alla nostra specialità, che è la anguilla, la bisate. Ecco, la bisate è fatta sulla griglia, come stai documentando con le immagini, con gli boris di legno. Sì, tutto legno della zona, quindi tutti... Chilometro zero. Forse meno di chilometri, ecco, perché abbiamo... A metri zero. A metri zero. Allora, come si dice, buon proseguimento, soprattutto non resta che chiappare la macchina e venire ad Aris. Esatto, vi aspettiamo qua nel Parco dello Stella. Real Sella, 5 anni di festeggiamenti continui, ma soprattutto anche lo sport ogni tanto. Sì, diciamo che oggi siamo qui a festeggiare il nostro compleanno, 5 anni. E in questi 5 anni abbiamo avuto tante soddisfazioni e una piccola delusione quest'anno, che ci è toccata la retrocessione dall'eccellenza dopo 4 promozioni di fila. Quindi diciamo i risultati sono ampiamente positivi. Ecco, si prepara anche la stagione successiva. Sì, stiamo reclutando giocatori nuovi, dovremmo averne già 8 o 9, adesso il tempo tecnico di confermare la loro presenza. Abbiamo cambiato il mister, che il quale quello scorso precedente non è andato via ma rimane dentro a darci una mano, ma per motivi di lavoro ha cambiato. Quindi nuovo mister, nuovo staff tecnico, qualche giocatore nuovo, ma soprattutto dopo 3 anni di lontananza dal comune, diciamo che torniamo a giocare in casa finalmente. A Teor, no? Sono sbaglio. Sì, da quest'anno giocheremo a Teor il sabato sera alle 18:30 e quindi siamo felici anche di questo, perché finalmente dopo un anno a Torsa, un anno in quel di Varmo, 2 anni in quel di Varmo, torniamo a casa, come si dice. Speriamo. Anche un orario particolare. Sì, un orario particolare in maniera tale che alle 6:30 iniziamo, alle 8 finisce e alle 8:30 si parte con la festa completa. Dunque sarà un divertimento assicurato. Quello sicuro, adesso bisogna solo fare il contratto con il DJ, con tutto per far festa lì. E come sempre guarda che stella ci sarà. Mancherebbe altro che ci sia, anzi, diciamo che quest'anno, l'anno scorso c'è stato poco e abbiamo visto che cosa è successo ai risultati. Quest'anno cercheremo di essere. Beh, insomma, quest'anno dobbiamo riparare, dobbiamo tornare su. E quando si inizia? Allora, quest'anno il campionato dovrebbe iniziare intorno al 25 di settembre, che hanno anticipato anche loro per via degli europei del 2016. Noi siamo pronti, il 25 agosto iniziamo la preparazione, 24, 25, vediamo, poi ferie permettendo, insomma, quello è il problema. Come siete pronti? Pronti, sempre pronti all'attacco, e oggi lo dimostriamo qui con la festiciola. Purtroppo un po' di ferie, un po' di giorni di lavoro, un po' di feste in giro, quello lì, non sono presenti tutti perché c'è di classe, matrimoni e robe, ma comunque il zoccolo duro, come si dice, c'è, è presente.
Tutto pronto invece a Sella per quanto riguarda la sagra, fine luglio, prima settimana di agosto? Sì, inizierà il 31, 31, 1, 2 e l'altro weekend 7, 8, 9 agosto. Certo, so che ci saranno delle novità quest'anno. Sì, abbiamo un piatto in più nel menù che sono le seppie in umido, per il resto più o meno la sagra funziona come ogni anno, abbiamo ogni sera il DJ più il 7 che abbiamo il concerto per la nostra Per ricordo di una grande amica che ha dato tanto a questa manifestazione. Sì, ha dato veramente tanto e il minimo è ricordarla appunto con un concerto il 7 agosto. Ecco, sappiamo che Barbara invece è quella che cura il menù. Menù. Quest'anno appunto abbiamo le seppie in umido che abbiamo già testato e sono buonissime, quindi venite tutti ad assaggiarle. Non resta che dire, preparatevi perché insomma, Sì, piatto ficco, mici ricco. mici ricco, giusto, giusto. Perché per dietro funziona. Com'è? Per dietro funziona il messaggio. Ah sì, funziona, certo. Perché tanto sentiamo il buio fuori campo che giustamente lui da difensore, no? Sì, il buio suggerisce sempre cose strane. Il gobbo. Senti, ma 2 weekend anche quest'anno ricchi abbiamo detto, ma soprattutto perché venire a Sella? Perché venire a Sella? Penso che la risposta di chi c'è stato sa il motivo. E chi non c'è stato? Chi non c'è stato... Si è perso qualcosa di importante. Sì. Perché chi non arriva a Sella non va a cavallo, questo discorso. Sì, può essere. Potrebbe anche stare. Inglese, sai? Humor. Ah, ok. Senti, ma abbiamo detto 2 weekend ricchi, importanti, si mangia tutto a chilometro zero. Tutto chilometro zero, sì, cerchiamo di appunto I famosi calamari dello Stella. Esatto, sì, dello stelo del taglio, dipende dall'annate. Perché sappiamo che ci sono molti calamari. Sì. Conferma lei? Più o meno. Sì, un po' più in giù magari. Vabbè, più giù vorrei volare, l'userino della comare. Sta di fatto che non ci sono in mezzo al mare camin che fumano perché a Sella non c'è fumo, ma neanche arrosto, ma tutto buono. Tutto buono, ci mancherebbe. Allora cosa dovete dire? Date uno slogan. È lo slogan, dovevamo prepararcelo prima. Dovete dire così, è fiction, è live, è tutto quello che vogliamo. Se volete fare un tuffo nel passato, perché comunque Sella è un posto abbastanza rustico, venite, che è molto bello. Insomma, venite a Sella perché si cavalca la friulanità. Sì, va bene. E non solo. Cavalchiamo tutti insieme.